periodo bizantino, certo. dal V al VI secolo, sì, sì, Certo. Ma sovrapposizioni. ma sessantissimo. Sì, 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 sì. Perché celebrate la messa qui? Sì, 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 poi andate anche, però non solamente nel periodo della festa. Che ho parlato in Fa l'anno due sono rimaste, una per i forestieri, diciamo. Oh, ciao, ciao, No, non è così. Qui sotto? Guarda, un mosaico. Sì, 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 mosaico romano. C'è anche un pezzo lì che è rimasto di mosaico. I mosaici ce l'hanno fatta anticipare di qualche secolo. Allora hanno trovato solo quel pezzettino lì? Sì, questo pezzo è un altro pezzo. Poi c'è anche la... Purtroppo gli operai che c'erano. Un bel mosaico che Questo è bellissimo, si vede dalla fattura. Piena di salmone a quanto pare. Così è quello di Salomone, no, questa è da pensare che vicino. Questo dove Bella. È di una tenerezza unica. Veramente. Se osserviamo Molto bella. anche a seconda della prospettiva, insomma, da dove si guarda, Il Buddha va molto bella. questo sguardo della Madonna su questo bambino un po' Il bambino era quando era piccolo. è quello che c'è nella sua apparenza e poi a me piace tantissimo Aspetta, però una volta che c'è la testa sono abbastanza Veramente bello. Materno. I bambini poi bronzati. però se riguardate il bambino non è più imbronciato Infatti, perché qui- il suo sguardo va alla Madonna E invece da qui è normale. poi quello che colpisce molto è il fatto di mettere nel centro l'umanità cioè è maschio Sì, sì. non ci sono Sì, sì, chiaro. e poi lo stringe talmente forte per la mano il naso è storto allora giocando ma quando si verifica il fatto di questo gesto però ho pensato sempre dopo il pacchetto la mamma se lo stringe cerca di con la posizione ancora del velo di sottiere ancora quindi lo vedete Molto bello. la voce è per asciugare E di che epoca è? questa è della fine del 1300 e del 1400 ed è attribuita alla scuola di Roma forse L'hanno portato. portato dalla scuola toscana inizialmente ero orientato per la doppia io anche sono stato alla Merina Sì, ho fatto un'altra scuola. Qui hanno parlato di molto. Silvia Colonna che forse hai appunto stavo pensando alla stessa cosa. cosa hanno fatto per poter fissare però naturalmente ci sono dei meglio alla foto io la colonna. sì Perché hai sentito
Questo qui dalla Monaci, della Toscana. Sono No, non ho sentito perché... alla fine del 1300, i primi del 1400, prima che andassero via con Del Barba, che poi è diventato arcivescovo di Oristano. De Palma è andato via che sia della scuola di Donatello e quasi accurato. 1410. Sì, ho detto fine 1400, fine 1300, primi del 1400. Adesso 5-10 non mi interessa molto, le date sono queste. Però è molto bella. Per pezzi, Cioè, vogliamo adesso di avere un po' di... Sì, io lo chiamo la Madonna della Tenerezza. sì, ma la donna è molto originale. Sì, troppo Bene. Poi va bene, come struttura iniziale bizantina, bizantina. tanto bizantina del 600 e del 50 circa, però costruita su buchi Era così greca. Non l'avevo mai vista così vicino. un edificio del 1950 romano. Non mi guardava la colonna. In quel periodo rimangono la vasca, questa vasca